Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Oggi venerdì 6 maggio, quindi abbiamo ricominciato il mese, un mese nuovo di recente. Siamo comunque come sempre presenti lunedì, mercoledì e venerdì, ma vi ricordo quali sono gli appuntamenti. Ovviamente capiteranno ancora dei piccoli imprevisti come questa sera, ma cerchiamo sempre di essere lo stesso presenti. Il lunedì e il venerdì la diretta è con la sottoscritta alle 21:15, tranne stasera che abbiamo scivolato un pochino, e il mercoledì alle 18 con il Marietto Veneziano, quindi sempre su questi canali qui dove vi siete collegati ci trovate, come ho detto, lunedì, venerdì 21:15, il mercoledì alle 18. Bene, allora vi spiego come procediamo per la diretta, perché molti magari si collegano per la prima volta, altri invece sono abitué del canale, quindi conoscono già queste dinamiche. Cosa e come funziona? Intanto avete a disposizione una domanda, quindi formulatela bene, non sprecatela per una cosa troppo generica e indicate nella domanda il vostro nome, la vostra data di nascita. La domanda, come ho detto, non generica, deve essere formulata in modo chiaro, quindi se avete per esempio delle indicazioni aggiuntive è solo bene per voi, non che magari cercate di mettere alla prova la nostra abilità, perché chiaramente poi facciamo una fatica immane a inquadrare le persone in gioco, oppure le varie sfumature e ruoli di chi e di come e perché, quando invece con alcune indicazioni diventa più semplice non solo per noi interpretare le sibille, ma anche darvi poi una risposta più attendibile possibile. Quindi ricordate che avete questa opportunità, tra l'altro gratuita, e usatela bene, perché poi tendiamo, e questo credo lo capirete senza bisogno di entrare a spiegare come a dei bambini piccoli, che questa opportunità vi viene offerta, ma che è ovviamente nostra anche necessità farci conoscere da tante persone. Quindi se avete avuto l'opportunità, poi avete interesse ad approfondire, vi aspettiamo in privato. Vi ricordo che un consulto ha un costo di 20 € e la durata di 45 minuti. Non c'è un limite di domande durante il consulto, escluso ovviamente il tempo, perché giustamente c'è questo limite. Tra l'altro durante la consultazione è possibile approfondire la domanda, guardarla da diverse prospettive, compreso l'astrologia, che spesso ci aiuta a profilare le persone e a capire come sono realmente nel loro intimo, quali schemi tendono a perseguire e quali sono le ripetizioni. E in caso di coppie, per esempio, è più facile proprio capire anche la percentuale di come dire, affinità che c'è fra le persone e non ultimo anche come, per esempio, interagire in modo più costruttivo con l'altro, proprio perché ciascuno di noi viene stimolato o reagisce a determinati impulsi preferibilmente rispetto a altri. Quindi spesso tendiamo ad approcciarci agli altri attraverso la nostra personalità e quindi non sempre la nostra comunicazione è efficace, perché non sempre abbiamo la chiave per accedere all'altro, mentre sicuramente l'astrologia ci dà uno strumento. Questo è una delle cose che possiamo fare insieme, quindi se mi contatterete in privato potremo sicuramente anche sviluppare il tema natale oppure il quadrato di nascita, quindi sono 2 prospettive astrologiche diverse, l'astrologia moderna in rapporto o in supporto all'astrologia antica. Quindi da una parte i pianeti, gli aspetti che formano tra loro attraverso le varie case e i segni che vanno a occupare, quindi anche il segno ascendente, contro o con la prospettiva delle costellazioni attraversate dalla Luna nel giorno della nascita. Quindi sono veramente 2 modalità di osservazione del cielo molto affascinanti e che si integrano benissimo e che ci permettono di vedere da una parte il potenziale e certe strutture,
certe, come dire, vantaggi che ci provengono dalla posizione di alcuni pianeti nelle varie case, quindi sapere di essere più predisposti in un certo settore o avere, come dire, certi ostacoli, certi aspetti difficili altrove, e dall'altro lato invece la descrizione delle ciclicità, perché la Luna, che è veicolo appunto di tutto quello che è ciclico su questo piano dell'esistenza, ci aiuta a comprendere quello che è il nostro ritmo vitale, quindi anche quello che ci aspetta ripetitivamente, ciclicamente, e non solo, essendo estremamente direttamente collegata col nostro animo, da una prospettiva occulta. Vi ricordo che la Luna è associata al corpo lunare, è associata alle emozioni, quindi a quello che è dentro, no, la nostra anima, in poche parole, sempre per questioni di simboli. La Luna è governatrice dell'unica costellazione Cancro, quindi Cancro è una delle costellazioni di acqua, ma è anche quella più umorale, se vogliamo, tra quelle dell'acqua, e non per niente si dice che siano lunatici, e quindi è quella più soggetta a ricevere questi influssi, queste ciclicità, e dunque di conseguenza la prospettiva lunare ci spiega come siamo realmente dentro, come viviamo le emozioni, come viviamo le esperienze, e il numero di costellazioni ci dice quanti anni compongono i nostri cicli vitali, ovviamente, e il tipo di costellazioni, di cosa si comporranno questi cicli, quali tipi di esperienze saranno più probabili, quali aspetti della nostra personalità emergeranno nelle varie circostanze, eccetera. Quindi esistono molte prospettive astrologiche che possono veramente darci una mano in un quadro d'insieme, anche in un ritmo proprio, come dicevo, e quindi anche per quello che riguarda l'affinità di coppia. Ma non solo, ovviamente nel consulto privato possiamo ulteriormente, e soprattutto la maggior parte mi chiede le sibille, quindi rispondiamo a domande precise, mirate, come faremo questa sera. Trovate ovviamente tutte le indicazioni di quelli che possono essere i nostri servizi, i nostri contributi nel nostro sito www.ilcapitano.altervista.org, che provo a mettere in prima pagina, eccolo qua, scusatemi, in sovraimpressione. Questa è la home page. Dunque dal 2015 siamo online anche attraverso il nostro sito ufficiale, che si chiama Il Capitano, come vedete qua. Ripeto l'indirizzo: www.ilcapitano.altervista.org. Qui trovate moltissimo materiale gratuito. Se non conoscete il sito, andate, visitatelo, scaricate il materiale che trovate nelle varie sezioni e applicatelo. Se non sapete bene come utilizzare i circuiti che sono raccolti nelle varie dispense, a integrazione abbiamo anche pubblicato o comunque caricato numerosi video esplicativi nei nostri canali YouTube. Sono comunque raccolti all'interno di comode playlist consultabili molto facilmente, e fermo restando che siamo comunque disponibili per percorsi personali proprio di approfondimento e conoscenza della radionica e della radiestesia. Quindi se siete interessati a queste discipline, ad apprenderle più che a chiedere a noi di guardare per voi, bene, siamo disponibili anche a trasmettervi questa conoscenza. Bene, allora, ovviamente nel sito trovate anche nella sezione shop quelli che sono i nostri servizi professionali, tra cui troverete questo ciondolo, è un amuleto talismano sefirotico molto, molto prezioso e importante per quello che è la nostra tradizione. È programmato attraverso la radionica e la radiestesia per fornire una protezione al corpo, non solo ai corpi sottili anche, e una protezione a 360 gradi. Spesso definiamo così questo lavoro che è stato caricato sul ciondolo, in quanto appunto è predisposto con ben 9 livelli di protezione.
Il ciondolo è ulteriormente programmabile e quindi potrete aggiungere su richiesta qualsiasi tipo di programmazione che possa aiutarvi a raggiungere gli scopi per i quali sentite l'esigenza di un sostegno, un contributo vibrazionale. Allora, ho chiacchierato abbastanza, infatti vedo che molta gente non ha retto. Ricordo che, io vedendo quanti sono online in questo momento e quanti erano all'inizio, vedo che insomma sono pochi i prodi che hanno resistito al pippone della Hilde e vediamo insomma tra quelli che ci sono di rispondere a una domanda. Allora, come vi ho detto dovete mettere il vostro nome, la vostra data di nascita, la domanda formulata in modo chiaro, quindi una domanda mirata. Se la domanda riguarda un'altra persona, quindi la vostra relazione, il vostro rapporto, lo stato, per esempio, delle cose con vostra sorella, faccio un esempio, dovete mettere anche il nome e la data di nascita dell'altra persona, mi raccomando, è importante. E, soprattutto dopo che avete scritto la domanda e siete stati selezionati, dovete essere lì presenti, perché è bene che ci sia un dialogo. Se ho bisogno di chiedervi qualcosa o, sentite la necessità di integrare o di confermare o di, chiedere qualcosa, a chiarimento mentre spiego, fatelo perché avete questa opzione. Dopodiché, come ricordo sempre, se avete ricevuto già una risposta, si fa spazio alle nuove persone. Bene, penso di aver detto tutto in modo molto chiaro. Ora direi di rispondere a Marina. Vediamo se c'è intanto, se Marina ha retto. Chiedo appunto a Marina conferma di essere presente in questo momento, così che vedo che ha aggiunto anche una data, il 14 febbraio del 65. Vediamo un po'. Il Baldo tra l'altro grazie, vedo che saluta anche il Marietto, te lo saluto di sicuro. Torniamo a Marina che però vedo che scusa vorrei sapere anche per il mio lavoro Marina devi scegliere una delle 2 domande, non posso rispondere a tutti. Tra l'altro anche guardare in generale tutti i figli diventa difficile poi capire di chi magari stanno parlando le sibille, quindi ti consiglio di formularla bene questa domanda. Tra l'altro ci sei, okay, bene, proprio perché ci sei, ma la domanda è spezzettata, non è chiara e, ti do l'opportunità, dopo quest'altra che seleziono, di formularmi la domanda, di avere una risposta, quindi scrivila bene, scegli l'argomento. Vuoi vedere un figlio, vuoi vedere una cosa, ma uno. Se mi fai guardare tutti i figli che hai, io come faccio a dirti chi, come, cioè va bene, non ho la sfera di cristallo, non vedo le immagini, ma le sibille cercano di raccontare qualcosa. Allora bisogna capire il figlio più grande, quello di mezzo, quello più piccolo, e diventa veramente no, una domanda, va bene? Mi raccomando, siate chiari, non sprecate l'opportunità. Allora, vediamo un pochettino Elisabetta. Allora, Elisabetta che chiede: "Ci sei Elisabetta? Intanto Marina scrivi, scrivi meglio la domanda, che così ti rispondo. Ci sei Elisabetta?" Perfetto, benissimo, rispondiamo a Elisabetta. Allora, vorrei sapere se ci sarà un amore o futuro incontro prossimamente, 19 maggio 89. Oh, tra poco è il compleanno di Elisabetta. Okay, benissimo, vediamo quindi se quest'anno per il tuo compleanno ricevi come regalo vabbè no, sto scherzando, non intendo in un tempo così breve, vediamo cosa succede nel prossimo periodo. Ah, è comparsa la Tiziana. Ciao Tiziana, buonasera. Allora, vediamo per Elisabetta, nell'amore, nel prossimo futuro, vediamo. Certo che te lo saluto, certo Tiziana. Ah, allora, intanto il taglio ci annuncia, o ci parla di potrebbe essere un collega, potrebbe essere comunque una persona un po' più giovane di te.
E la conversazione, perché ti ho detto il collega? Perché comunque il domestico dà l'idea di qualcuno con cui si collabora o qualcuno comunque vicino, e di nuovo la conversazione rimarca, o sottolinea, amplifica l'idea di qualcuno nella cerchia delle proprie conoscenze, in un entourage che frequenti. Quindi potrebbe essere appunto o una persona nella cerchia delle tue amicizie o un collega di lavoro. Ma vediamo cosa ci dicono le Sibille. Oh, allora, vediamo un po' la linea del passato che apre con un incontro che è avvenuto sicuramente in passato un po', ehm, sul quale magari facevi un po' affidamento, cioè apre innanzitutto la carta della speranza, quindi l'indicazione anche di un possibile incontro durante una vacanza, un periodo estivo, comunque qualcosa che apre ma, siamo nel passato qui. Ehm, L'idea comunque, con la donna maritata è che ci sia o una situazione, probabilmente la speranza o l'incontro legato con qualcuno con cui già o hai cercato di mantenere i rapporti o ci sono stati insomma delle situazioni dove hai magari sentito di essere stata scelta. Quindi sono nate delle aspettative, dei desideri, dei progetti. Ehm, io adesso non so a quale momento del passato stiano facendo riferimento, ma è chiaramente collegato alla linea del presente, dove c'è comunque, come dire, quasi l'aspettativa o quasi una rivalsa nel pensare di poter sistemare una situazione o un rapporto con un qualcuno che, probabilmente hai amato in passato e che tuttora vedi, per il quale tuttora provi un po' di nostalgia. Quindi forse hai reincontrato qualcuno, oppure hai ripensato a qualcuno che nel passato era parte della tua vita a livello sentimentale, e una parte di te magari vorrebbe in qualche modo sistemare questa cosa qui. Però la carta della malinconia lascia anche pensare che non sia una cosa pienamente, soddisfacente o fattibile. Nel prossimo periodo quello che si vede con l'amante morte casa è comunque, un'interruzione, un cambiamento anche radicale, profondo di quello che è, magari l'attenzione di un qualcuno. Quindi andrai a ricevere probabilmente delle attenzioni, o le attenzioni che fino ad ora ti han fatto pensare che fosse possibile recuperare un qualcosa, in realtà vanno a chiudersi. Quindi diciamo che, si chiudono trasformandosi completamente. C'è, forse un capitolo che devi lasciare alle spalle una volta per tutte, per svoltare. In effetti c'è una situazione che, presumibilmente ancora non hai chiuso completamente, quindi, l'idea, che ci danno è di chiudere e lasciarti tutto alle spalle. E probabilmente, è così che, dovrà andare, ma, ci ricordano però quello che abbiamo visto anche al taglio. Vedi di nuovo la cerchia di amicizie, di nuovo legato o ai colleghi, di nuovo legato a qualcosa di fortunato, di positivo, forse anche nuovo, non si esclude. Infatti la carta della fortuna parla di quelli che possono essere eventi veramente buoni, no, propizi, ma anche destinati potremmo dire. Allora cosa succede qui? Nell'esito abbiamo gelosia, gran signore, costanza, omaggio di preziosi. Quindi è un esito buono, anche se parte con la carta della gelosia, probabilmente può indicare che appunto in questa cerchia di persone, in questo entourage all'interno del quale si verificherà questo evento molto buono,
potresti incontrare una persona, dovrebbe essere comunque un uomo fatto e finito, più grande di te, potrebbe avere un ruolo comunque in questo ambito, se dovesse essere l'ambito lavorativo, sebbene non esca in modo particolarmente chiaro, ma se dovesse trattarsi dell'ambito lavorativo potrebbe essere un responsabile, qualcuno che riveste un ruolo prestigioso, comunque superiore al tuo eventualmente, oppure se non dovesse essere in quell'ambito potrebbe indicare comunque un uomo realizzato anche a livello professionale, qualcuno che sta bene, che è in grado di prendersi cura di te. Il fatto che comunque sia accompagnato dalla carta della gelosia potrebbe indicare i numerosi tormenti che possono precedere invece la riuscita con questa persona. Magari una persona che è così ambita ti provocherà magari delle emozioni contrastanti, anche di gelosia vera e propria potrebbe essere, oppure potrebbe essere che anche lui sarà geloso di te. In ogni caso, costanza, omaggio di preziosi parla del superamento degli ostacoli, di una buona realizzazione, una buonissima opportunità che ti vede uscire vittoriosa anche a dispetto di un passato magari insoddisfacente, dove sei stata un po' il palo a guardare nell'attesa che si sistemassero delle cose, ok? Dunque Elisabetta, questo è quello che vedo, alla fine ci sarà un nuovo incontro. Allora, vediamo un po' di passare alla prossima domanda. Abbiamo detto Marina, che a questo punto ha scritto Daniele 6 settembre del 90. Vuoi che io però ti ho chiesto di scrivermi una domanda, Marina, e mi hai scritto Daniele 6 settembre del 90. Cosa devo guardare di Daniele? Che sicuramente è tuo figlio. Potevi metterlo un po' bene questa domanda qua. Devo andare a ripescare indietro. Per il lavoro, miei figli per il lavoro. Ma tuo figlio lavora? Mi scrivi qualcosa? Sta già lavorando? Sta cercando lavoro? Cosa devo guardare? Cercate di essere chiari, ragazzi. Lo so che magari molti di voi provengono da altri canali, da altre dirette, da altre cose. Prego Elisabetta, certo, ma qui sono stata chiara, nome, data di nascita, la domanda dove devo guardare, quindi niente cose generali. Se avete delle indicazioni, quindi in questo caso l'indicazione per tuo figlio del lavoro, sta già lavorando, sta cercando lavoro, è fermo, metti qualcosina, ok? Vediamo se è arrivato per tuo figlio, ok? Allora, sicuramente questa è la risposta che mi hai dato a qualcosa che ho detto prima con le differite, purtroppo è così, ehm, con i tempi delle dirette, quindi c'è questo intervallo, no? Aggiungi per favore, come ti ho chiesto. Io intanto mescolo tuo figlio Daniele, 6 settembre del 90, vediamo per il lavoro, se puoi dirmi se appunto sta cercando, se sta già lavorando, se sta lavorando ma cerca di scappare da dov'è, metti qualcosa in più. Allora, 90 e 22, stiamo parlando di un ragazzo di 32 anni. Sai che ti si vede? Sei passato, si è visto. Eh sì, eh. Allora avete visto la regia. Bene. Allora, vediamo un pochettino. Non stai aggiungendo nulla, vado io a come viene. Allora, donna maritata deliranti. Trattandosi di un contesto lavorativo, potrebbe essere che stia già lavorando e che è in dubbio il fatto che riesca a mantenersi il posto di lavoro, questa è una possibilità. Oppure che abbia avuto da dire con qualche collega, magari che è sposata oppure che ha figli, e che ci sia stato magari qualche battibecco o che questa collega sia un po' pettegola. Boh, vabbè, vediamo. Allora,
Dunque, compare la carta del militare. Di cosa si occupa? Solo per mio figlio Daniele. Non è possibile, sono stata la prima. Ma non so cosa intendi. Ho chiesto di aggiungere, informazioni su tuo figlio, non mi interessa se sei stata la prima, la quindicesima, tanto io non è che scelgo in ordine, scelgo sulla base della formulazione della domanda e soprattutto se siete nuovi, quindi spero di non aver capito male, anzi preferisco pensare di aver capito male sull'osservazione di essere la prima a mettere la domanda, perché non funziona così sul mio canale. Allora, intanto, compare il militare, quindi mi piacerebbe capire se tuo figlio per lavoro indossa una divisa, oppure se semplicemente è partito in quarta magari con un colloquio che, lo ha visto, ehm, sì, lui magari è giovane, all'inizio di una possibile carriera o, partendo comunque da un ruolo, un po' più basso anche rispetto alle sue qualità, perché comunque se non indossa una divisa per lavoro è comunque uno spirito intraprendente, cioè si impegna, è volenteroso, c'è comunque la carta del militare, quindi c'è lo sforzo, la volontà, ma può parlare anche di quelli che possono essere gli ostacoli in alcune circostanze. E, costanza matrice può dire che comunque nella sua vita, hai incollato il video, la domanda se ci sono o no, sto a guardarti dalle 9:30. Ma vuoi fare polemica o vuoi una risposta, Marina? Non capisco, non mi servono queste informazioni, sto cercando di risponderti per tuo figlio, lo capisci? Lo capisci cosa ti sto dicen dimmi se lui lavora già, cosa me ne frega a me se te sei lì dalle 9:30, ma scusami. Tuo figlio lavora già? Cosa sta facendo? Sta cercando qualcosa? Gli hanno promesso che farà carriera? Queste sono le cose che mi interessa, lascia perdere se sei la prima o la centesima. Non perdiamo tempo in queste cose, mamma mia. Avanti, su. Allora, lui sembra determinato a realizzare un suo sogno, un qualcosa che lui ama. Ora, nel passato si vede questo, quindi voglio capire se è la sua vocazione indossare una divisa. Lascia perdere tutte quelle altre menate là che non me ne frega niente. Allora, giovane fanciulla, allegria, amante e speranza. Quindi, ehm, qui compare comunque o una figura femminile, quindi potrebbe essere una ragazza con cui, ha un'iniziativa o si è trovato molto bene e ha dei progetti che possono guardare al futuro, oppure è una situazione dove inizialmente gli propongono un contratto a tempo, ma, con la prospettiva comunque di un rinnovamento, quindi di un qualcosa per il futuro. Quindi diciamo che c'è qualcosa in ballo in questo momento per tuo figlio Daniele. Di fatto però nel prossimo futuro, gelosia, mercante e amore, quindi probabilmente spesso proprio nelle questioni lavorative, nelle questioni economiche, la gelosia può parlare di una frustrazione anche economica. Allora potrebbe essere che rispetto le speranze o le promesse o quello che gli è stato detto poi, a livello economico non c'è una contropartita, potrebbe esserci, un compenso inferiore a quello promesso, oppure qualche, necessità di investire, quindi di conseguenza una, corrispondente perdita. Cioè diciamo che da una prospettiva economica nel prossimo periodo vedo una frustrazione o comunque una situazione un po' tesa, però si traduce comunque lo stesso a dispetto di una preoccupazione o di una frustrazione, come abbiamo detto, in un qualcosa che è un'opportunità, okay? E poi quindi se lui andrà a lavorare con questa opportunità per un titolare o qualcuno comunque che individuerà le sue abilità e lo prenderà con sé, quindi c'è l'avvio di una situazione completamente diversa, okay?
completamente nuova che cambia con tutto quello che è precedente. La carta della morte infatti parla di un completo cambiamento, di una chiusura di un ciclo e l'apertura di uno nuovo. Infatti questo cambiamento potrebbe, chiedergli, magari lo sforzo di riprendere degli studi o di fare altri colloqui, altri concorsi, di approfondire magari con un corso di aggiornamento. Adesso io non so neanche in cosa per cosa si è preparato tuo figlio, ma è un'opportunità che permetterà effettivamente un consolidamento e un miglioramento anche economico. Va bene? A posto. Allora, benissimo, penso che sia un problema di ritardi, delle cose, cioè delle domande rispetto l'aggiornamento delle connessioni, quindi può essere che mi scriviate una cosa, mi compaia dopo tanti minuti, restate quindi qui presenti e partecipate appena viene detto il vostro nome. E mi raccomando, evitate le polemiche. Se non mi volete stare sul gargarozzo, non venite a insegnarmi come devo gestire la diretta, è importante, eh? Io son qui gratuitamente, mica perché mi prendiate a pesci in faccia. Allora, Laura, anche lei è una persona nuova, quindi anche lei per la prima volta le rispondo: "Ho bisogno Laura", spero che abbiate capito a questo punto, che le domande non siano buttate là così. Ci sono novità in amore? Allora Laura sei single, sei separata, hai figli? Cioè datemi delle indicazioni, perché poi io vedo delle cose e vorrei dirvelo, allora comincio a dire: "Allora questo è un po' così, potrebbe voler dire anche questo", stiamo 2 ore quando potrei rispondere a qualche domanda in più nello stesso tempo. Allora Laura ci sei, bravissima. Sei separata, sposata, divorziata, single, in attesa del grande amore? Che novità ti aspetti? Vuoi sapere se quella persona che frequenti ti farà la proposta che stai aspettando? Cioè, capite? Quando venite qua, venite con una bella domanda, altrimenti se mi dovete fare una cosa lì brava, oh, single e hai figli, benissimo. Vedi, così si fa, perché così io vedo bambino, non bambino, cioè se il bambino potrebbe essere un freno per la persona che vi conosce, io almeno lo capisco di cosa può trattarsi, va bene? Non lo faccio per lo faccio per voi, voglio darvi una risposta. Bene, allora okay, perfetto, sì, vediamo un po'. Vediamo allora per Laura, aspetta mi concentro perché poi 5 febbraio '81. Sibille, diteci per Laura se ci sono novità in amore, grazie. Laura è single e ha figli. Vediamo un po'. Eh, allora, mamma mia. Quindi non è stato per niente facile lasciarti chiudere col passato, deve essere stata una bella lotta. È difficile. Allora, mah, dunque, non so da quanto tu sia separata o single, quello che è, cioè da quanto tu sia sola, ma nel passato, almeno non so a che livello del passato e in quale momento del passato, vi ricordo che le sibille a livello di tempistiche non sono facilmente identificabili, a meno che non si faccia una domanda precisa, no, cosa mi succede fra un mese, cosa in quei casi allora le sibille vanno a sintonizzarsi su quel momento e a dare una risposta per quel momento. Quindi anche quando parlano del passato, parlano di un passato che è collegato alla domanda, ma al momento presente, cioè a quello che vi muove in questo momento e a quello con cui entrate in, come dire, in sintonia e quindi
e così praticamente le sibille si sintonizzano sul vostro stato d'animo del momento, e da lì rispondono. Questo primo rigo che riguarda il tuo passato, parla di un incontro che, ha visto un po', te speranzosa per quello che riguardava magari il possibile sviluppo di questa relazione, e qualcosa effettivamente ti ha dato soddisfazioni, forse anche un sollievo rispetto il passato, però compare questo uomo un po' più giovane di te, probabilmente, perché il domestico, cioè o è una preoccupazione nei confronti di un figlio che magari non accetta tanto un qualcuno magari nella tua vita, oppure semplicemente stiamo parlando di un uomo più giovane che magari pensa di corteggiarti, ma, non vuole andare oltre, o che improvvisamente interrompe il suo corteggiamento. Okay? Quindi diciamo che, in questo momento, mhmm, non fare troppo conto su un qualcuno, perché potrebbe anche interrompere, mhmm, questo interesse che dimostra di avere nei tuoi confronti. Allora, ma non c'è da turbarsi, nel senso che presto fai un incontro. Amatrice, viaggio, messaggero, può anche indicare che, incontri qualcuno che già ti interessava in passato, magari semplicemente si rimanifesta nella tua vita, non è detto che facesse parte della tua vita nel senso, che tu abbia avuto già una relazione con lui. No, intendo che possa trattarsi di una persona a cui già eri interessata nel passato, okay? Quindi si muove qualcosa, arriva o qualche notizia su questa persona, oppure qualche proprio una telefonata, un qualcosa che riguarda questa persona. Un incontro che sembra essere comunque importante. Ehm, Ci sarà però, proprio a causa di questa persona, una una rivalità con una conoscente. Quindi qualcuno che già faceva parte della tua vita, che conosci e che a quanto pare era oggetto anche dell'interesse di qualcun altro. E questo ovviamente si tradurrà in un piccolo problema per te, perché questa persona comunque, evidentemente mirava a lui già da un po'. Oltre te deve essere una persona che comunque era oggetto di interesse anche, o direi soggetto, perché una persona è sempre un soggetto, di interesse di quest'altra donna. Attenzione, anche lei amica, conoscente, Allora di fatto però amore, giovane fanciulla, vecchia signora, artista. Quindi qui si apre, come dire, tutto un rapporto molto, impetuoso, quasi adolescenziale, pur essendo comunque vecchie conoscenze, è come se si svegliassero, antichi desideri, antichi sentimenti. Quindi c'è qualcosa che effettivamente verrà vissuto in modo molto emozionante, però ti devo mettere in guardia su questa persona, nel senso che compare l'artista, quindi è una persona che comunque sa il fatto suo, è sicuro di sé, è corteggiato, del resto abbiamo visto che gli gireranno intorno anche altre persone, e può avere un atteggiamento narcisistico, quindi, attenta, mi raccomando. Però ecco, mi vai a vivere qualcosa di intenso. Ora, che sia proprio l'uomo perfetto o l'uomo giusto, no, non credo, ma muoverà delle cose, delle emozioni, quindi qualcosa lo vai a vivere, va bene? Okay, benissimo. Io per questa sera ringrazio tutti per la vostra partecipazione. Ricordo agli amici che seguono la mia diretta che sarò di nuovo in diretta lunedì alle 21:15. Il Marietto sarà presente
il mercoledì alle 18 e io nuovamente il venerdì alle 21:15. Ora la mia serata prosegue con i protocolli di riequilibrio, quindi tutti gli amici che sanno e aspettano questo momento settimanale in cui andiamo insomma a lavorare, a muovere, e a riequilibrare quelle che possono essere le frequenze e le tante frequenze che, come dire, creano il panorama di quello che andiamo a vivere, bene, sono avvisati, sto per cominciare il lavoro, ma mando il messaggio. Un abbraccio a tutti e ci ritroviamo lunedì. Buon fine settimana e mi raccomando, mi raccomando, precisi quando fate la domanda, non disperate, torno lunedì a rispondervi ancora e comunque 20 € 45 minuti per il consulto privato su appuntamento. Grazie a tutti, buona serata.